armati di coltello nascosto all'interno di un'asta portabandiere. Ecco in queste immagini come alcuni tifosi del Mantova lunedì sera stavano cercando di entrare allo stadio Euganeo in occasione del big match tra Padova e Mantova. L'arma è stata sequestrata dai poliziotti del secondo reparto mobile di Padova durante i controlli abituali che si fanno prima dell'ingresso allo stadio. Secondo il sindacato di polizia FSP, oltre al pugnale che si vede nelle foto e nel video e che è stato sequestrato dagli agenti della Digos, gli ultras del Mantova avevano anche altre lame sempre nascoste nelle aste portabandiere. La questura di Padova sta indagando per identificare i responsabili. Sembra non placarsi la violenza negli stadi e il fatto che i tifosi mantovani stessero cercando di entrare con lame e coltelli fa supporre che avrebbero potuto utilizzarle in caso di scontri. Come sindacato di polizia siamo stanchi di dover contare ogni domenica i nostri colleghi feriti, ha dichiarato Maurizio Ferrara, segretario veneto del sindacato FSP.